In campo i capitani Callegali e Ayub Tilal, finale di ritorno del girone B playoff cadetti tra il team Giorgione e il Futsal Marco Polo. Soltanto una stasera potrà prenotare i biglietti per la trasferta in Sardegna. Stefano Testoni con le immagini, la regia, riprese di Andrade Giambattista per Futsal Veneto TV vi danno il benvenuto dalla bellissima Belbotea Arena per una sfida che vede l'asse Marcon-Tombolo per la quinta volta in stagione. Protagoniste e avversarie due volte in campionato, la gara di andata della scorsa settimana finita 5-5 e poi ci aggiungiamo anche il pareggio, ricco di emozioni del primo turno di Coppa, ed eccoci qui quest'oggi alla resa dei conti. Soltanto una potrà festeggiare. Il team Giorgione ha dal suo il vantaggio di poter chiuderla anche in pari. Com'è finito in pareggio la gara di andata, com'è finita in pareggio dopo i supplementari il turno di Coppa. In campionato qui vittoria larga 8-3 del Marco Polo, nella gara di andata al ritorno invece Giorgione che si impose per 6-5. Saluti di circostanza ovviamente tra giocatori, tanti con i bambini in campo, e allenatori, dirigenti che andranno a regalare sicure emozioni per questi 40 minuti più gli eventuali supplementari. Ci sarà sicuramente da emozionarci con tanta gente. Prima ci sarà però ovviamente il minuto di silenzio per rendere onore alla memoria di un grande campione, pilota prima Alex Zanardi e poi anche campione paralimpico nella sua vita. Un paio di incidenti che l'hanno fermato, ma non hanno mai fermato la sua voglia di crescere e di migliorare. Lui esempio per tutti. Adesso ci alziamo in piedi e rendiamo omaggio alla memoria di Super Alex Zanardi. A dirigere l'incontro il milanese Marco Matucci, coadiuvato secondo l'arbitro il cagliaritano Francesco Balistrari, il crono il padovano Antonino La Rosa. Simone Anzalin, Eric Bellomo tra i pali Baratella, punto di battuta Nicolas Bertiato e pace nel quintetto di movimento voluto da mister Andrea Scarpa. Dalla parte opposta Bastini, Stefani, Leo Senna, Naim Mufadali, il capitano Tilal Ayub. Sono i primi 10 che partiranno in questa super sfida terminata 5-5 la scorsa settimana. In caso di parità anche i tempi supplementari. C'è un po' di agitazione qui ovviamente in tribuna stampa. Tanti tifosi arrivati da Marcon, tanti anche i tifosi padroni di casa. Arriva anche chi la Serie B l'ha già vinta in campo con un maschietto in braccio. Si parte, ma bisogna però rifare tutto da capo perché si era già spostato in avanti Anzalin. Adesso è tutto buono e allora inizia già il countdown con Senna che sparacchia lontano subito il pallone. Bellomo di testa dalla parte opposta per pace, pressione subito alta del Giorgione che può ripartire ora con Bastini, comodo lì vicino a Stefani. Giro palla per Tilal Ayub, il tocco di fino per Stefani che prolunga per Naim Mufadal che viene trattenuto da pace. Non è d'accordo però il signor Amatucci di Milano. Era palese, l'abbiamo visto anche nel replay di Andrade Giambattista, la trattenuta alla mano. 25 secondi e subito ad alzare anche i ritmi con le proteste delle panchine.
in palio, c'è il pass per il terzo turno, il primo a livello nazionale dopo che questa è la finale del girone B, un girone B stradominato, stravinto dal Bissuola. Qui si affrontano le due squadre che poi hanno meglio impressionato in questo torneo, in questo girone. Settimana prossima chi vince dovrà fare i biglietti per la Sardegna per affrontare una tra Ussana o Delmas, dunque gara di ritorno in terra veneta. 2 più 7 fa 9, 9 più 7 fa 16, il 16 di maggio, il 9 sicuramente saranno in trasferta. Tanto il pallone messo in mezzo con Baratella che in due tempi lo arpiona, poi fa subito partire il lungo Bertiato che non riesce a bloccarlo. Allora il contro break di Stefani per Mufadal che non trattiene il pallone, ringrazia comunque il compagno per il diagonale di servizio non tenuto in campo. Azanin intanto Marco Polo che deve fare a meno di Furlanetto e Zanin, qui intanto il tocco è di Bertiato. Zanin e Furlanetto, stavo dicendo, entrambi infortunati, tanto il pallone che entra in rete ma non c'è alcuna deviazione, dunque il gol con il rilancio di Bastini con le mani non era degno di gioco. Ovviamente non è cambiato il punteggio con due squadre che hanno iniziato la partita senza tanto studiarsi, si conoscono bene, ricordiamo i 5 precedenti, una vittoria per parte, 2 pareggi, questa è la quinta vittoria. Qui intanto c'è il primo fallo, il blocco irregolare di Tilal Ayoub che rivediamo, ha alzato anche una mano, ha colpito, ecco perché mister Scarpa dice al giocatore del capitano del Giorgione di stare attento, il direttore di gara dice ho visto io, probabilmente non ha visto comunque la mano nel volto del giocatore Giorgione. Bertiato comunque si rialza con Tilal Ayoub che va a chiedere scusa, gesto di fair play tra i due. Prima punizione dunque 1:13 sul cronometro della Belbotea Arena, una Belbotea Arena gremita in ogni ordine di posto come spesso accade. Qui intanto la giocata bene Azaline che va a riprendersi il pallone, Pace lo scambio per Eric Bellomo, pallone che però termina a lato, mani nei capelli per Eric Ringhis Bellomo, un'icona del futsal italiano e direi anche veneto, tante stagioni da protagonista in Serie A con l'UP Marca. Tilal Ayoub per Leo Senna che prolunga avanti per Naim Mufadal che mette giù il pallone, lottano i due, l'ultimo a toccare è stato Pace, questa volta era lui che era trattenuto in modo vistoso ed evidente e poco amorevole. Qui intanto il pallone che sbuca lontano, ritorna a Tilal Ayoub, Stefani cerca di allungarsi Stefani, poi il tocco con la palla che finisce tra le mani di Baratella, subito a muovere avanti per Bellomo, fermato dal recupero di Leo Senna la giocata per Naim Mufadal che viene però fermato nell'intervento di Pace, si parte da dietro con Stefani che calcia un rasoterra che taglia mezzo campo, non arriva, lo rivediamo subito con il replay di Andradi Giambattista. Palla lunga ancora per Bellomo, posizione pivot, la palla scodellata, non c'è il tocco, allora si può continuare a giocare. Era caduto comunque male Azzalin, lo rivediamo. Qui rivedendo il replay, mi fai rivedere subito il replay, carissimo Andradi Giambattista, perché giusto perché così mi sono un attimo accorto, volevo vedere, vediamo intanto Nemo Fadal. Eccolo che riparte, ma c'era stato un tocco di mano di Bellomo forse, ma così in presa diretta non l'avevo vista, sembrava un bagger, una mano stile beach volley, anche se la sabbia non c'è, qui la Belbotea Arena, qui Mufadal sul pallone che gli sfila via, poi l'ultimo a toccare proprio il 3 bianco-rosso, dunque rimessa laterale già battuta con Bertiato. Azzalin che scarica dietro per Pace, avanza Pace, pronti intanto i 3 cambi sulla panchina di mister Scarpa, la giocata ottima pivot di Bellomo che andiamo subito a rivedere con Bertiato che arriva in velocità, calcia un pallone, un destro potente ma che non trova però lo specchio di porta, dunque riparte Bastini comodo lì per Capitan Ayoub. Leo Senna perde il pallone, Azzalin lo porta via Azzalin, poi quasi su fondo campo lo scarica fuori. C'è da cambiare però un pallone, si è alzato di fretta Lorenzo Spicci che ha fermato subito Bastini, pronto ora a ripartire con il pallone corretto, probabilmente problemi di pressione per il pallone precedente. Stefani intanto prolunga per Mufadal che applaude, non gli arriva però il pallone,
laterale. Eccoli qua i cambi, Scantamburlo, Vecchiuzzo e Del Piero e Callegari. Dunque ha cambiato tutto quanto il quartetto di movimento mister Andrea Scarpa, forze fresche per la formazione del Marco Polo. Primo pallone che tocca Callegari, lo sbatte addosso a Leo Senna, il pallone però era già uscito, dunque sarà rimessa laterale proprio davanti alla panchina della squadra veneziana, una squadra dotata di ottime individualità. Al primo anno di Serie B ha subito raccolto grandi risultati con la sapiente guida di Andrea Scarpa. Vecchiuzzo intanto per Baratella che aveva superato la linea di metà campo, Vecchiuzzo sulla pressione, ora palla per Callegari, la scarica dietro per Del Piero che va dalla parte opposta ancora per Vecchiuzzo, Vecchiuzzo la prolunga, Stefani arriva però a breccare il pallone, lo scambio non è arrivato, allora il Marco Polo che può controbreccare, ma Vecchiuzzo attende troppo bene il recupero di Tilal Ayub, Stefani sul secondo palo, ma c'è Baratella che arriva a prendersi il pallone, gli sbatte addosso anche Tilal Ayub. Il direttore di gara, il signor Amatucci di Milano, ferma il gioco perché il portiere deve sistemare il palo che si era spostato, l'abbiamo rivisto nel replay. Ora andrà a scodellare un pallone, sono scontrati anche i due, nulla di grave però per il numero 2 Matteo Baratella. Si può ripartire allora dopo aver scodato il pallone, il signor Amatucci si è subito spostato sulla linea di competenza per controllare il gioco. Del Piero, Scantamburlo, la giocata, cercare di andare via, qui ottimo De Generi appena entrato in campo assieme a De Chiara, non è riuscito però a indirizzare il pallone verso Tilal Ayub, qui De Generi capisce quanto, interviene, si prende il pallone, lo scarico dietro di Tilal Ayub per De Chiara, Leo Senna ad armare il mancino, Baratella non si fida di bloccarlo, lo sparacchia in corner, lo abbiamo subito rivisto, dunque primo corner per il Giorgione con Matteo Justin De Generi. Del Piero può far ripartire il Marco Polo, costretto a fermarsi perché aveva già recuperato bene la difesa del team Giorgione. Sulla corsia laterale, palla dietro per Del Piero, Callegari si apre più sulla destra sulla nostra postazione, ora si accentra il capitano del Marco Polo, lo scarico per Scantamburlo, si fa vedere Vecchiuzzo, Scantamburlo va a puntare De Generi, poi decide di dare dietro per Vecchiuzzo, 4:15 intanto, Vecchiuzzo per Callegari. Callegari l'imbucata per Del Piero, ottima giocata però arriva De Generi, capisce tutto quanto e Bastini costretto a calciare fuori portata di un Scantamburlo che si era fatto pericoloso. Intanto pronti anche Rosca e Bon ad entrare in campo, ma è possesso per il Marco Polo con Del Piero che scarica dietro per Baratella che lancia un bel fendente, qui attenzione De Chiara era tutto quanto solo, arriva Callegari a prendersi il pallone, Callegari fermato da De Generi, la scivolata ma ancora Marco Polo con Callegari, arriva sul fondo, poi De Chiara mette in corner, vuole giocare subito il Marco Polo, palla dietro per Igor Del Piero la giocata, ancora per Vecchiuzzo, il tiro potente di Callegari, mancino che stava per sbattere sulla testa di Del Piero, intanto tocca il primo pallone a Rosca che lo cede a Bon, De Generi, entrambi quindi di partenza cambiati, De Generi si incunea, cerca di incunearsi ma arriva Scantamburlo in raddoppio, rimessa laterale per la squadra ospite che sta riproponendo i giocatori che hanno iniziato la partita, con Azzalin che cerca di servire pace, esce Bastini, sfiora soltanto di testa, poi recupera spazio in area, Del Piero ancora per Pace, fermato, può partire Bon non ha spazio, bravo Del Piero a metterci il piede, poi chiede scusa al compagno di squadra Del Piero per l'errore precedente, laterale per la squadra di casa di mister Alemao quando sono trascorsi 5 minuti e 19 secondi, pronto Pippo Bon a scaricare dietro, a fare ripartire il cronometro per De Chiara che fa girare la palla verso Rosca si accentra, lo scarico per Bon, anche Bon si accentra, ora la pressione del Marco Polo, Bon costretto a dare dietro a Bastini, un lancio lungo direttamente alle mani di Baratella dove Rosca non può arrivare, lancio lungo di Baratella sulla testa di Azzalin, arriva De Chiara che lo spinge in avanti, De Chiara può far ripartire De Generi, De Chiara si ferma, tiene sotto lo scarpino mancino il pallone, lo scarico per Bon, giro palla allora costruito del Giorgione di mister Alemao con De Generi
che ora cerca di scaricare ma regala palla del Piero. Volevano un fallo i tifosi del Giorgione, fallo che ovviamente non era assolutamente in gioco. Del Piero, ottima la giocata per Pace, che viene toccato da dietro da De Generi, che si prende un cartellino giallo. Andiamo a rivedere subito il replay. Poi De Generi l'ha commessa perché subito dice di no, invece l'ha toccata, dice subito di no e poi a muso, a tu per tu con il direttore di gara, ha confermato con mezzo sorriso che il fallo c'era. Il buon Justin De Generi, primo cartellino giallo di questa sfida intensa. Intanto entra anche Simone Caccaro al posto di De Chiara a dar sostanza in questa punizione dal limite, defilati sulla parte destra, proprio sotto lo spicchio di tribuna, la mezza tribuna riservata ai tifosi del Marco Polo, arrivati qua in gran numero con tanti piccoli talenti destro giovanile. Callegari e Pace sul punto di battuta, Bellomo e poi Bertiato invece defilati sul secondo palo e in là. Pace lascia Callegari, Bastini dice di no, poi c'era una mano lì in mezzo. C'era una mano probabilmente non diciamo volontaria, no, ma d'altra parte era a terra, faceva fatica a togliere la mano da quel punto, ha fatto bene il direttore di gara a far proseguire il gioco. Stefano intanto cerca di recuperare il pallone, ma Capitan Callegari prima di uscire per far spazio nuovamente a Simone Azzalin mette in fallo laterale. Grande brivido per Bastini, sicuro però tra i pali. Bon dietro per Leosenna, che lui è rientrato, Leosenna per Caccaro, fermato, c'è il fallo, non c'è il vantaggio, terzo fallo, attenzione, 13:35, manca un'eternità, è il terzo fallo, un vantaggio che difficilmente si sarebbe proposto in modo positivo visto il recupero della difesa. Attenzione a Bellomo sulla corsia, bravo Bastini a dire di no. C'è una deviazione, no, è corner, attenzione, corner per il Marco Polo, palla dietro per Pace che strozza un pallone, Stefani poi lo scarica lontano e ancora Marco Polo in possesso del pallone a far tremare la difesa biancorossa del team Giorgione, mister Alemao, che lì sta passeggiando davanti alla sua panchina impassibile. Dalla parte opposta il collega Andrea Scarpa che sta controllando il gioco dei suoi, qui bravo Stefani a cercare l'anticipo su Bellomo, un anticipo che però non va a buon fine, il pallone esce oltre la linea nera lunga che delimita il rettangolo di gioco della Belbotea Arena. Iniziano a farsi sentire anche i tamburi dei baby supporter del Marco Polo. Qui intanto Bon ci mette ancora la punta del piede, rimessa laterale sempre per il Marco Polo, siamo all'altezza della linea di metacampo con Simone Azzalin che fa ripartire il gioco per Bellomo, lo scarico per Simone Azzalin che si accentra, Azzalin, la finta, Azzalin, il tiro strozzato al lato B di Stefani, palla che arriva tra le mani di Bastini lungo per Bon braccato da Pace. C'è il primo fallo, una trattenuta irregolare, secondo arbitro, il signor Francesco Balistrari di Cagliari. Dunque primo fallo anche per il Marco Polo. Caccaro protegge il pallone, Bon va a calciare un rasoterra velleitario. Il direttore di gara intanto richiama Bon e Pace gli fa segno, mi stava massaggiando il posto laddove non batte il sole, infatti sembrava che Bon avesse preso la terza gamba di Pace, almeno guardando qui in diretta. Il direttore di gara li ha richiamati. Una partita ovviamente intensa, Stefani intanto recupera bene il pallone, Stefani vede l'apertura per Leosenna cercava l'imbucata in mezzo, ma è un recupero fantastico quello di Simone Azzalin, palla ancora per Stefani, la bordata sugli sviluppi del corner, palla che esce di poco a lato, Baratella costretto a dare lungo per Azzalin braccato da Stefani, bene Leosenna in aiuto, Stefani poi per Bon, spazio di avanzare il 20, Bon non è preciso però nel cercare di consegnare il pallone a Simone Caccaro. Dunque torna in possesso di Marco Polo che torna a cambiare tutti e quattro i giocatori di movimento. Del Piero, Scantamburlo, Callegari e Vecchiuzzo.
alla lunga per Callegari, con il petto la mette giù, Stefani la porta via, Stefani, il sinistro, palla velenosa che esce di poco a lato, voleva un corner, vediamo se riusciamo a capirlo qui dal replay, sembra insomma che non ci sia stato il tocco di Baratella. Intanto Caccaro in fallo laterale con il corpo, poi prende il pallone per recuperare qualche metro in fase difensiva e fa rifiatare i compagni. 12-0-9, palla per Callegari, ancora 0-0 il punteggio, ma non sono mancate le emozioni in una partita comunque subito intensa, con la posta in palio che vedrà la squadra che ne uscirà vincente da questo doppio confronto, la gara di andata finita 5-5, staccare il pass per il terzo turno, il primo dei playoff a livello nazionale. Intanto rientrano De Chiara e Naim Mufaddal e anche Tilal Ayoub, ricordiamo in casa settimana prossima di una delle due squadre sarde che stanno giocando il pass per il terzo turno, Ussana ed Elmas. Si può giocare, Senna per Bastini, subito Senna che rilancia lungo sulla testa di Callegari, il pallone sbatte addosso a De Chiara, poi è costretto a calciarlo fuori come può Vecchiuzzo senza tanti fronzoli. Dunque laterale per un Giorgione che prova a riaffacciarsi, il pallone intanto era uscito, poi Mufaddal aveva continuato senza trovare lo specchio di porta, dunque rimessa laterale per Capitan Callegari, lungo ma impreciso il sinistro del numero 5 di mister Andrea Scarpa, che regala nuovamente il pallone sulla rimessa laterale al Giorgione già battuta. Giro palla, Tilal Ayoub, si era aperto De Chiara, non visto, palla per Naim Mufaddal, lo scambio pericoloso, pallone che arriva a Bastini un sinistro, la testa di Callegari fa ripartire l'azione del Marco Polo con Scantamburlo che alza la testa, lo scarico dalla parte opposta per Igor Del Piero che è costretto a cambiare nuovamente lato per Vecchiuzzo si accentra, l'aiuto di Callegari a cui viene ceduto il pallone, non è pulito, lo tiene comunque vivo il capitano Callegari. Baratella lontano per Del Piero che arpiona bene il pallone, attenzione lo scarico per Callegari, il mancino a servire Vecchiuzzo dalla parte opposta, Vecchiuzzo cambiare lato, bravo che chiude la diagonale De Chiara, Leo Senna a lungo per Capitan Tilal Ayoub che viene spinto senza fallo da Callegari fuori dal terreno di gioco, allora la possibilità di avere l'uomo in più, bravissimo Tilal Ayoub che ha corso come un matto per andare a prendersi il pallone, lo scarico dietro per Leo Senna, morbido e comodo per Tilal Ayoub che ha lo spazio per girare lato, gran giocata quella del capitano che riceve gli applausi di tutta la sua panchina. Naim Mufaddal per Leo Senna, De Chiara, lo scambio con Tilal Ayoub, il capitano si accentra, Tilal, la finta, ancora Tilal, ancora Tilal ed è Baratella che allunga la gambona, palla in corner, gran parata di Matteo Baratella questa che salva i suoi, forse la prima parata spettacolare di questa sfida quando stiamo per superare lo spazio dei primi 10 minuti. Leo Senna al volo intanto, carica il mancino che termina a lato, Baratella subito a far ripartire il gioco, Senna la finta ad evitare che il pallone finisca dalle parti di Scantamburlo, Bastini lungo subito per Senna che non riesce a mettere giù il pallone. 10 minuti e un secondo, ancora cambi per mister Scarpa, punteggio ancorato allo 0-0 di partenza, ma non sono mancate le emozioni e sicuramente non mancheranno anche i gol. Eccolo qui che arriva il vantaggio del Marco Polo, un'azione perfetta quella del futsal Marco Polo con Simone Azzalin che mette la freccia sull'invito perfetto di Pace. Una giocata veloce che andiamo subito a rivedere, Bellomo per Pace in mezzo, dimenticato. Simone Azzalin, avevamo detto aspettiamo il gol ed è arrivato, Nostradamus test, la profezia. 1-0 dunque Marco Polo. Una seconda parte di primo tempo in salita ora per il team Giorgione di casa di mister Alemao
che insegue la formazione veneziana. Mufadal intanto commette il quarto fallo, una spinta fallosa secondo il direttore di gara, il signor Balistreri di Cagliari. Deve fare molta attenzione il team Giorgione, perché al sesto sarà tiro libero. Baratella lungo, troppo alto anche per Pace, che non prova neppure ad alzarsi, a saltare. Bastini intanto per Rosca. Tilal Ayub, si rivede Stefani andando in campo. Stefani, Tilal Ayub, la finta a saltare Bertiato, avanza Tilal Ayub ma è troppo solo, l'aiuto di Naim Mufadal che carica un destro, termina lato però il destro del numero 3 biancorosso. La Baratella fa ripartire per Bertiato. Pace, l'assist per l'autore del gol, Azzalin ora che manovra in avanti verso Bertiato. Il Mufadal dà fastidio, non permette al 9 veneziano di andare a prendersi il pallone. Bastini per Mufadal, anzi per Tilal Ayub, lo scambio ora per Bon. Stefani, fermato con il fallo da Bertiato, che si prende anche il cartellino giallo. Bertiato che fa segno che stava andando a chiedere scusa a Stefani, fallo giusto, non ha protestato Bertiato, si è preso il cartellino giallo. Intanto attenzione, c'è anche il time out chiesto da mister Alemao, che richiama a sé i suoi giocatori per andare a costruire lo schema di una punizione che a 8,50 può diventare davvero utile per il team Giorgione. Giorgione sotto 1-0, ricordiamo il gol di Simone Azzalin, che poi è venuto a festeggiare sotto la nostra telecamera. Sirena che richiama in campo i giocatori del team Giorgione, che vengono fermati dal signor Balestrari. Hanno voglia però di tornare dentro quelli del Giorgione per cercare di rimettere in equilibrio la sfida. Punizione. C'è Bon sul punto di battuta. Senna, De Chiara, Stefani praticamente sulla riga di fondo. Aspettiamo il fischio del signor Amatucci. Bon, Stefani, De Chiara, il pallone che resta lì, il pareggio di Leo Senna, una carambola dentro l'area e arriva il pari di Leo Senna, trascinatore goleador. Lo schema ha funzionato di mister Alemao. 1-1 allora, Nostradamus Test ha sempre ragione. Pallone che era rimasto lì, un po' di confusione, poi Leo Senna l'ha messa dentro. Con il replay di Andrea Di Giambattista abbiamo subito rivisto il gol del pari. Comunque tutto da rifare con il Giorgione ora rinvigorito e il Marco Polo che dovrà cercare di rimettere avanti la testa. Attenzione a Stefani, il pallone che sbatte addosso a Bertiato, poi non riesce ad allungarlo per Bon. Baratella pronto a dare palla lunga, intanto è caduto in mezzo al campo Bellomo, che recupera ancora Tilal Ayub. Bon, il pallone che va a baciare la parte bassa del palo, vicini brividi per Baratella. Si fa sentire il pubblico di casa che inizia ad agitare la Belbote Arena, un palo clamoroso. Allora questa è la bellezza della sfida, con Stefani che recupera subito il pallone. Tilal Ayub sul secondo palo, cercava Bon
Team Giorgione che rimette il naso avanti. 11:53, oggi veste la maglia 20 Filippo Bon e trova il vantaggio. Un pallone che è andato a riprenderselo dentro all'area, lo ha portato via mi pare a Bertiato e ha messo alle spalle di Baratella. 2-1 Giorgione. Dunque un 1-2 pazzesco nel giro di pochi secondi. La squadra di Alemao prima ha pareggiato, poi ha preso il comando della partita. Baratella lungo, anche troppo. Qui ora intanto il direttore di gara Matucci si alza per dire: qua in piedi ce ne resta soltanto uno, se no lo manderò fuori. Si era arrabbiato il collaboratore di Andrea Scarpa, c'era probabilmente, l'abbiamo vista in diretta, non so se l'avete vista anche voi, una trattenuta. Intanto rischia, ma bene Rosca, l'apertura di bomba, Stefani, Nicolas Stefani, il 3-1 del Giorgione, una macchina da gol che va in velocità. Nicolas, mostro birraio, Stefani che si beve la birretta. 3-1 Giorgione, 1 minuto e 4 secondi. Cos'è il futsal, amici? Cos'è il futsal? È uno sport spettacolare che regala emozioni di un Giorgione sotto 1-0 che dopo 1 minuto e 4 secondi l'ha messa avanti 3-1. Spettacolo alla Belbote Arena, ma è ancora lunga, talmente lunga che potrebbero venirci i capelli bianchi, Andrea. C'è da vivere ancora 7 minuti e 46 secondi di questo primo tempo, poi tutta la ripresa. Ma queste sono 3 sberle che a muso lì tranquillo fanno davvero male. Vedremo come reagirà e come dovrà reagire con il mister Andrea Scarpa, che ha subito chiamato il time out per i suoi, per cercare di tranquillizzarli. Intanto dopo il time out ha cambiato il quartetto di movimento mister Andrea Scarpa. Fa talmente caldo che la prossima volta vengo in costume, Andrea. Se ci sarà una prossima volta, bisogna vedere Marco Polio cosa saprà fare. Ricordiamo che chi vince giocherà la gara di ritorno il 17 di maggio del terzo turno playoff, quello che sarà il primo dei playoff nazionali contro la vincente, lo ricordiamo ancora, tra Ulsan ed Elmas. Stefani, Tilal Ayub, giro palla per Rosca che rischia, lo tiene vivo Stefani, dietro per Bastini, scodella per Stefani, costretto poi a lanciare lontano dalle parti del Piero che addomestica bene, poi Calegari dietro per Baratella, avanza Baratella, 4 secondi di tempo, poi lo scarico a destro per Del Piero guarda il movimento di compagni, accentra il pallone per Calegari che lo manda avanti, recupera Stefani, ancora Stefani, aspetta il movimento di compagni, Stefani poi se lo allunga e Calegari lo spara fuori. Stefani è entrato in questo 1 minuto di gioco davvero indiavolato, il mastro birraio biancorosso, in gol anche oggi. Dietro Stefani per Rosca, giro palla, Tilal Ayub, lo scambio con Bon, anche lui in rete quest'oggi, gran gol di rapina, di coraggio. Bastini tra le mani dirette del collega Baratella che apre per Calegari, ora la pressione del Giorgione che alza il suo baricentro per dare fastidio a Igor Del Piero, ci riesce perché conquista il pallone con una rimessa laterale negli ultimi 10 metri di campo, 6:39 da giocare, ancora 3-1 avanti il Giorgione in un primo tempo pazzo. Quasi abbiamo dormito per una decina di minuti, poi sono successe di tutti i colori. Intanto Rosca per Bon, fermato, Bon cerca di riprendersi il pallone, va via però in velocità Vecchiuzzo si allunga la sfera, ha dormito per modo di dire, perché i 2 portieri, tra cui Baratella, una paratona pazzesca, una partita che era più statica, più nervosa, dove anche il minimo particolare può davvero fare la differenza. Bastini, lungo Bastini, con Baratella che esce, appoggia per Scantamburlo che torna dietro da Calegari
Callegari fermato, qui Tilal Ayoub bravo a prendersi il pallone, poi recupera però con forza Callegari, ha rischiato Tilal Ayoub, ancora palla per Baratella che vuole dare aiuto ai suoi compagni, lo scarico per Callegari guardato a vista da Bon, Callegari la finta, non ci casca Bon, concede soltanto il corner, il numero 20 biancorosso, corner che verrà battuto da Capitan Mattia Callegari. Lorenzo Spicci, dirigente storico Team Giorgione, gli concede il pallone, Callegari lo posiziona sulla lunetta del corner con la bandierina che non c'è, palla in mezzo, Scantamburlo, il tiro, il pallone che sbatte addosso al giocatore, al numero 14 Vecchiuzzo, poi è bravo a recuperare Leo Senna, da poco è entrato, non è riuscito Vecchiuzzo ad addomesticare il pallone dentro all'area, allora rimessa con Del Piero per Callegari la giocata per Del Piero elude Tilal Ayoub, Del Piero, il pallone dietro per Callegari, una parata di Leo Senna clamorosa, l'abbiamo già rivista, fammela rivedere, non me la son persa, una parata di Leo Senna clamorosa, qui Tilal Ayoub era caduto a terra, Leo Senna, forse con anche un pezzo di mano, di braccio, avambraccio, con qualcosa che sia vicino all'arto superiore, ma era davvero impossibile toglierlo in un frangente di secondo. Intanto lo vedete inquadrato dalla telecamera di Andrea Giambattista, qualche problemino per Tilal Ayoub che si rialza, probabilmente nel scivolare è andato a sbattere con la spalla, esce, eccolo lì il ghiaccio miracoloso per Capitan Tilal Ayoub, mentre è rientrato Stefani, sono in campo i tre marcatori del Giorgione, Stefani, attenzione Callegari, sbatte su Bon, un altro marcatore con Leo Senna, il terzo, che dice proprio a Bon, bravo, si è messo bene, ancora corner, rimessa laterale, palla in mezzo con Bon che calcia lontano il pallone direttamente dalle parti di Baratella, 5:30 a giocare, Baratella lo mette subito giù, avanza, lo scarico per Scantamburlo, Leo Senna che mette in fallo laterale, volevano un tocco di mano Scarpa e i suoi collaboratori, una mano che si era vista anche da qui, probabilmente non ravvisata fallosa dal direttore di gara, il signor Amatucci di Milano. La giocata intanto bene di Leo Senna in scivolata a togliere il tempo della conclusione a Scantamburlo, laterale per il Marco Polo con Capitan Callegari, pronto a rimettere in modalità on il cronometro, Callegari per Del Piero, la giocata, arriva Bon, lo schema non riuscito con Del Piero che indica il suo capitano che doveva avanzare sul corsia laterale, non accentrarsi. Proprio Del Piero che scarica dietro ancora per il suo capitano, Callegari arma il mancino, Bon capisce tutto quanto, poi Callegari è costretto a mettere in fallo laterale. 5 minuti e qualche secondo, entrambi gli allenatori hanno speso il proprio time out, vorrebbero asciugare il campo, quelli del Team Giorgione. Palla insidiosa per Bastini, Leo Senna, la giocata in mezzo per Bon, dalla parte opposta c'è Rosca, cercava l'invito proprio per Rosca, poi Scantamburlo in scivolata, che rischio, ha rischiato l'autorete, era stato bravo Bon che aveva alzato la testa, aveva visto il compagno libero sulla corsia di destra. C'è il campo da asciugare e non viene permesso ai direttori di gara di asciugarlo. Bisogna sempre metterci qualcosa del proprio. Bon per Senna, la giocata per Stefani, Senna poi dietro per Bastini, lob morbido per Rosca che viene fermato da Vecchiuzzo che può far ripartire il gioco dei suoi, lo scarico per Del Piero, costretto ad andare dietro però ancora Scantamburlo, lo giro palla con Del Piero, chiama in causa anche Baratella, il portiere con la maglia numero 2 del Marco Polo, avanza Baratella, la puntata imprecisa, Bastini lungo per Rosca, la giocata verso Stefani, il pallone che poi resta lì, ferma il gioco che c'è da sistemare la panchina, la porta, pardon, qui intanto Rosca che viene abbracciato dai compagni, pronto intanto nuovamente Tilal Ayoub a rientrare in campo,
e Baratella a far ripartire il gioco. Ce ne siamo accorti, ma l'ha visto bene Andrea Di Giambattista, che ha subito seguito l'azione di gioco dal principio di questa nuova fase. Bertiato, sono tornati i primi scampoli di gara per De Battista, il numero 10 del Marco Polo, mandato in mischia assieme ora ad Azzalin, Del Piero e Bertiato. Inizia a cambiare anche le modalità di quartetto di movimento mister Scarpa, qui intanto la testa, il pallone che arriva a Bertiato, la giocata di fino per Azzalin, bravo Bon a dire di no, poi bravissimo Leo Senna a chiudere la diagonale, Leo Senna che va a calciare un sinistro da casa sua, Baratella però era indietreggiato a difesa della propria porta. Bertiato sulla sinistra, in mezzo per De Battista, arriva però preciso e puntuale Stefani che mette in fallo laterale, ancora Marco Polo, 3:31, 3:30 ora da giocare. Qui calcia via lontano il pallone, Bon non se l'è sentita di iniziare una nuova azione per i suoi. La palla che viene comunque recuperata da Giorgione con De Chiara fermato da De Battista, ancora De Chiara che recupera, De Chiara cerca di andare via sul corsia laterale, viene però fermato da Bertiato che si lascia cadere. C'è il quinto fallo, attenzione che c'è il quinto fallo, un fallo che sembrava innocuo, ma anche Gianluca De Chiara con la tua esperienza, Gianlu, di fare attenzione. Bertiato al prossimo, c'è il tiro libero, palla scaricata in mezzo per Azzalin con Del Piero fermato, bravo però a recuperare ancora il pallone l'ex giocatore tra l'altro di marca, Leo Senna, va via Leo Senna cerca di andare via in velocità, il pallone poi era però già uscito, dunque la rimessa laterale per la squadra ospite del Marco Polo, sotto 3-1. Intanto rientra Pace al posto di Del Piero che si prende il 5 dai compagni di squadra seduti comodamente in panchina. I baby tifosi alla nostra destra del Marco Polo che incitano i propri beniamini, vogliono questa vittoria. Palla Casalin scaricata proprio per Pace, lo scambio ora per De Battista, lo spazio per girarsi non lo trova, va dietro ancora da Azzalin, De Battista con Bilal Ayub alla voce capitano con la maglia numero 10, protegge la sfera e si prende un fallo laterale che farà ripartire il gioco con Nicolas Mastrobirraio Stefani pronto a giocare, lascia poi lo spazio per Leo Senna, non c'era la distanza di Azzalin, il pallone comunque ancora al vivo, si è lasciato cadere Bertiato secondo il direttore di gara, De Chiara a strozzare il mancino sulla destra. Non so se c'è la possibilità di vedere il replay del fallo precedente. Scaramucce tra mister e direttore di gara, entrambi volevano a loro modo di vedere qualcosa di più di un semplice non fischio, una distanza non regolamentare di Azzalin sull'out di Leo Senna e poi il presunto fallo su Bertiato. Qui De Chiara insomma protegge bene il pallone, lo scarica dietro per Leo Senna, si fa vedere Tilal Ayub che riceve sulla nostra postazione, Tilal Ayub ancora dietro per Leo Senna, 1,50, Leo Senna, giro palla per De Chiara, Stefani, rischia Stefani, poi sul fondo regala il pallone ad Azzalin che però si vede sbattere addosso la sfera, palla che termina alle spalle di Bastini, pronto a rimettere in gioco la sfera, comoda per Leo Senna, Stefani, c'è lungo il pallone, Stefani va via a Bertiato, c'è il fallo, terzo fallo, vediamo se c'è modo di rivedere questo replay. Sì, Bertiato aveva spostato poi il movimento dopo il tunnel che gli ha infilato Stefani. Il movimento del corpo di De Battista è risultato falloso da parte, secondo il direttore Amatucci. Terzo fallo, ricordiamo che il Giorgione ne ha già commessi 5, al prossimo andrà a regalare il tiro libero al Marco Polo che ha ancora 90 secondi di tempo per cercare di prendersi appunto questo tiro libero. Baratella sulla destra, cambiato subito per Pace, lungo per De Battista per ora Bertiato, si muove Azzalin che riceve il pallone, si accentra Azzalin, lo scarico per Bertiato, mancino fuori misura quello del 9 Marco Polo,
non cambia dunque il punteggio. Palla lunga con Bertiato che arriva in anticipo proprio su Filippo Bon a mettere in fallo laterale. Pronto Bon a mettere in gioco il pallone, non è preciso nel tentativo di servire Tilal Ayoub. Bertiato protegge la sfera, si prende la rimessa laterale. Stiamo per entrare nell'ultimo gioco di questo primo tempo. Bravo Bertiato ad aprire per Baratella. Baratella lo spazio per avanzare a Baratella, poi dechiara il pallone che non tocca la parte alta della Belbote Arena, resta in gioco, allora resta comunque avanti nella metà campo avversaria. Ora il Marco Polo che cerca di alzare il forcing per cercare di riaprire la partita, ma non è preciso Pace nel cercare il servizio verso Scantamburlo. Intanto rientra Rosca per De Chiara, rientra dalla parte opposta Del Piero per De Battista. Leo Senna, Tilal Ayoub, lo scarica ancora per Leo Senna. Rosca si è fermato, si prende il pallone a testa della metà campo. Rosca, la giocata di Rosca, deviazione di Scantamburlo sulla linea nera. Lo ha visto il signor Amatucci, dunque rimessa laterale con il brivido per il team Giorgione. Rosca dietro per Bon. Leo Senna, lo scavetto a superare l'avversario. Leo Senna, la giocata d'invito per Bon. Tilal Ayoub voleva il pallone accanto a sé, il pallone era uscito, non era però stato fermato il cronometro dal cronometrista. Ecco le proteste che avete sentito in sottofondo, ha subito chiesto scusa, ha recuperato subito i 2 secondini persi. Intanto va via Vecchiuzzo, vanno in scivolata sia Vecchiuzzo che Tilal Ayoub, il pallone è uscito. 14 secondi da amministrare allora per il Giorgione, che prova comunque ancora l'ultimo affondo con Rosca. Rosca fermato da Del Piero, rimessa laterale, già battuta. Del Piero dalla parte opposta, mette in corner Bon. 5 secondi ancora di gioco, palla in mezzo, ancora una deviazione di Bon. Intanto per l'ultimo corner Capitan Callegari. 4 secondi e pochi decimi. Callegari il tiro addosso a Del Piero. Tilal Ayoub, non c'è più tempo, suona la sirena e vanno a riposo. Allora Giorgione e Marco Polo con i padroni di casa avanti 3-1, 10 minuti di pausa e poi torniamo qui per la ripresa. Il vostro Stefano Testoni, Nostradamus Test con Andrade Giambattista.
pronti per iniziare il secondo tempo con lo swiss della birrazza da mezzo che il buon Roberto Tosin, oggi qui in veste di spettatore, mi ha gentilmente portato. Giorgione che ha ripreso la sfida partendo dal 3-1 del primo tempo, un 3-1 arrivato nel giro di un minuto, il vantaggio era stato del Marco Polo, poi una tripla sberla, un triplo colpo da knockout della formazione di mister Alemao ha portato i biancorossi padovani avanti di 2 gol e per effetto del 5-5 della gara di andata in questo momento Giorgione che guida la doppia sfida per 8-6, una sfida la quinta volta in stagione. Attenzione, tanto Bertiato, il pallone che resta lì, non c'è il tocco di mano di Stefani, secondo Del Piero invece c'era stato, poi Stefani recupera ancora, lo andiamo a rivedere, non lo so, forse c'era Bertiato lì davanti che mi copriva, il signor Matucci è stato inamovibile, ha detto non c'è stato nulla. Bertiato per Calegari, mancino alto, quello del capitano del Marco Polo. Dunque Bastini che va a riprendersi il pallone dietro gli stendardi biancorossi della bellissima Belbotte Arena. Oggi sold out per questa gara di ritorno alla finale del secondo turno dei playoff del girone B di Serie B. Qui intanto Mufadal aveva fatto una gran giocata, il pallone però gli era uscito di poco, lo ha visto il signor Balestrari della sezione di Cagliari, Aia Cagliari. Dunque può riprendere Marco Polo con Del Piero, lo scambio per Bertiato che torna ancora da Del Piero, scivola Bertiato, Giorgione che ha commesso 5 falli nel primo tempo, 3 ne ha commessi il Marco Polo, un ammonito per parte. Baratella intanto lo spazio per avanzare, la palla è imbucata per Del Piero va a terra, non c'è il fallo, allora Bastini può ripartire, intanto arriva un cartellino per le proteste del collaboratore di mister Andrea Scarpa, il signor Matucci di Milano ha subito fermato. Andiamo a rivedere il replay. Beh, sicuramente se c'era il fallo non era rigore perché era appena fuori l'area, grazie per il pronto replay di Andrea Di Giambattista, detto Andrea, abbronzato poco, reduce del torneo delle regioni, lui che è stato sempre in camera a regalare video highlights della spedizione veneta. Del Piero per Azzalin, fermato da Leosenna, Azzalin recupera ancora il pallone, lo scarico dietro potente per Baratella che lo tiene comunque vivo per il Marco Polo, poi Baratella è lungo direttamente tra le mani di Bastini che rilancia a sua volta lungo, Stefani intanto recupera Leosenna, Tilal Ayub, anzi era Naim Fadal sbraccato, ora è Tilal Ayub che manovra per la squadra di mister Alemao. Tanti tifosi anche da casa che stanno seguendo, da casa brasiliana, che stanno seguendo il tecnico artefice protagonista di una grande stagione per il team Giorgione. Il pallone in mezzo, una carambola, poi Baratella bravo a coprire il primo palo e a rifugiarsi in corner, dunque calcio d'angolo, il primo di questo secondo tempo per la formazione di casa con lo stesso capitano Tilal Ayub pronto a mettere in gioco la sfera dietro per Leosenna, la giocata per Stefani che si gira, non riesce però a calciare, scarica comunque dietro, riesce ad addomesticare per Bastini che va a calciare lungo e profondo. Qui intanto in versione vacanza ci sono anche giocatori dirigenti del Montello, grande protagonista in Serie C Montello che il prossimo anno potrebbe trovarsi di fronte proprio una di queste due squadre. Alla prima apparizione una cavalcata trionfale, quella della formazione di mister Donisi che ha vinto qui la Coppa Veneto di Serie C. Stefani intanto fermato da Del Piero, Bertiato, Senna però chiude la diagonale su Azzalin, ancora Marco Polo con Calegari che invita Azzalin si accentra Azzalin, bella la giocata, Leosenna gli porta via il pallone, Tilal Ayub va in aiuto, Leosenna voleva chiudere il triangolo ma era rimasto a terra Tilal Ayub, allora dalla parte opposta Marco Polo con Mufadalla che ferma il giocatore avversario, c'è il fallo e arriva anche il cartellino per Calegari che ha commesso il fallo, alza il pollice il capitano del Marco Polo. Fallo sacrosanto, ha subito confermato la decisione del direttore di gara il capitano del futsal Marco Polo.
Prima punizione, stavolta per il Giorgione, quando è entrato Bellomo. Senna, l'invito per Stefani! Il pallone destro raso terra, vediamo se era uscito dalla sala bar, non so, dalla sala bar non posso confermare perché c'era un pezzo di balaustra che copriva proprio l'azione. Sicuramente il direttore di gara Sharon Matucci ha visto meglio rispetto a chi vi sta raccontando la partita con mezza pinta in mano, quindi insomma vorrei dire che la decisione del direttore di gara era corretta. 17:15 da giocare. Vecchiuzzo, Bellomo, torna a palla per Vecchiuzzo, Stefani fa carambolare il pallone addosso al 14 del Marco Polo, si prende un fallo laterale con Bastini che non ha nessuna fretta di andare a prendere il pallone, a far ripartire il gioco dei suoi. 17:01 del 2 di maggio. Leossenna per Stefani, ancora da Leossenna, lo scarico per Bastini, lungo e profondo per Tilal Ayoub che trova il giro palla con la testa, eccolo qua, rivediamo, bravissimo qui Andrea che ha seguito subito l'azione, non si è perso un secondo di gioco. Baratella, lungo, questa volta sulla testa di Bellomo che ringrazia il suo portiere, intanto rientra De Chiara in questa ripresa per Stefani. Tilal Ayoub per De Chiara, pressione alta con Bellomo che invita l'errore Leossenna, proprio Bellomo scarica dietro per il tiro di Vecchiuzzo, mi sembra, sì, trova però la parte esterna della porta, c'era comunque una deviazione, dunque sarà a corner per la squadra di mister Scarpa. Bellomo dietro per Pace, il tiro strozzato, arriva tra le mani comode di Bastini che apre subito per De Generi, si centra De Generi lo scarico per l'amico De Chiara. Tilal Ayoub evita l'intervento avversario, poi mette in mezzo un pallone che arriva però comodo tra le mani di Baratella, può ripartire ora il Marco Polo con Vecchiuzzo. Bellomo, lo scambio ancora con Vecchiuzzo che va dietro per Pace, Scantamburlo, siamo già dalla parte opposta del campo. Bellomo, l'apertura per Scantamburlo che sfugge alle maglie della difesa del Giorgione ma non trova però lo specchio di porta, e Bastini subito a manovrare per Tilal Ayoub. De Generi, va via De Generi l'avversario ma si allunga troppo il pallone che Baratella scarica subito in avanti per Scantamburlo. Azzalin, De Generi, lotta, concede solo l'out, 15:53, deve assolutamente alzare i giri motore la formazione del Marco Polo, sotto di 2 gol deve quantomeno cercare di pareggiarla per prolungare questa sfida ai tempi supplementari, cosa che era già successo durante la sfida di Coppa. Scantamburlo, Bastini apre la manona e dice di no, avete sentito anche la sberla al pallone di Andrea Bastini, poco impegnato oggi ma un paio di interventi decisivi quelli del portierone, col piede delicato Andrea Bastini. Bellomo in mezzo per Pace, ancora Bastini, se l'erano dimenticati quelli del Giorgione e Pace, bravissimo Bastini. Bellomo ancora dietro per Pace, questa volta però lo scarico è altissimo di Pace. Bastini subito per De Generi, forse si mette a posto il pallone con il braccio, poi va a terra, non c'è il fallo, lo può ripartire subito Baratella, maglia numero 2 per il portiere del Marco Polo. Bellomo arretra, spalle alla porta, lo scarico buono per Pace, poi arriva De Generi, mette in fallo laterale, dunque resta in zona d'attacco il Marco Polo con mister Scarpa che ha qualcosa da ridire ai suoi in campo e fa subito alzare 3 elementi dalla panchina laterale con Bellomo che scavetta per Scantamburlo, anzi no scusate, per Vecchiuzzo, arriva però De Generi, intanto rientra Stefani in campo nella parte opposta del Piero, prende il posto di Pace. Vecchiuzzo per Bellomo, c'è il fallo in uscita di Stefani, situazione falli dunque pareggiata, tanto fuori De Generi, entra
anche Rosca, primi scampoli di secondo tempo per il numero 7 biancorosso con Nicolò Estratti, esordio per lui quest'oggi, che sistema il pallone, prende una lunga distanza, va ad asciugare le suole degli scarpini, il numero 15 del Marco Polo, vedremo se andrà a calciare direttamente in porta oppure a giocare uno schema con i compagni ora in campo, Calegari, Bellomo e Del Piero. Mancino il 15 a disposizione di mister Andrea Scarpa, il fischio del signor Matucci. Estratti il tiro, una staffilata che Bastini alza in corner. Attenzione, Bertiato lasciato solo, incrocio dei pali clamoroso di Nicolas Bertiato, che quanto forte è stato il destro, ha spostato anche la porta. Avete subito rivisto il replay, occasionissima, non sono mancate le occasioni per la squadra di mister Scarpa, che in questo momento meriterebbe di portarsi sul -1 per quanto sta producendo in campo. Non può permettersi di giocare in modo tranquillo il Giorgione, deve tenere comunque sempre alto il suo valore in campo. Qui dato la palla toccata da Bellomo, laterale per la squadra di casa, con De Chiara che apre subito la parte opposta per Rosca, che ha spazio per avanzare. Rosca guarda il movimento dei compagni, decide di fermarsi, poi va a puntare Del Piero, lascia lì sul posto il pallone a Pippo Bon, che chiama in causa anche il suo portiere Andrea Bastini. Bastini ancora per Bon, ora non può più toccare il pallone il numero 1 del Giorgione, Stefani, il colpo di tacco che però esce a lato, non dà profondità il Giorgione. Allora Marco Polo che può tornare ad affacciarsi in fase offensiva. Del Piero fermato intanto da Rosca. Fallo laterale, 14:33, manca una vita. Del Piero, bravissimo qui Rosca, in scivolato a intervenire sul pallone, ad evitare che il mancino di Calegari possa dar fastidio alla difesa di casa. Ancora un fallo laterale, ancora Igor Del Piero, ex di Villorba e Macan, a far ripartire il gioco. Del Piero, il movimento comodo per Bellomo, che continua a servire bene per Del Piero si accentra, Del Piero per Calegari ci porta il pallone sul sinistro, viene fermato però dal muro difensivo del Giorgione. Ancora Marco Polo, per la possibilità di Bellomo di servire dentro Bertiato, bravissimo De Chiara a chiudere la diagonale, palla per Bertiato, sarebbe stato un rigore in movimento. Che brividi, ecco che rivediamo veloce, è stato Bellomo a battere, Bertiato però stava retrocedendo, non è riuscito a fermare il pallone con la gamba sinistra. Occasione ancora per il Marco Polo, che sta cercando di riaprire la partita. Rosca il gioco, ad evitare l'intervento di Bellomo. Leo Senna per Bon, che è libero di avanzare. Bon accentra il pallone per Leo Senna, che carica il sinistro, che sbatte sul lato B di Calegari. Può ripartire un 3 contro 2 il Marco Polo con Bellomo, ma chiude bene Pippo Bon, grande protagonista di questa sfida il 20 biancorosso. Bellomo dietro per Baratella, il tiro tra le mani di Bastini, che si prende il pallone. Bastini lungo per Leo Senna, ancora Baratella, il tiro di Rosca fermato da Baratella, triplo intervento decisivo di Matteo Baratella, applausi meritati per Baratella, lo avevano lasciato lì solo, 3 interventi, poi aiutato anche da un compagno di squadra. Che emozioni questa gara di ritorno, la finale del girone B di Serie B playoff. Chi vince va al terzo turno, palla per Rosca, aspetta il movimento di compagni Rosca, poi va tutto quanto da solo, si prende per un fallo laterale perché Calegari scarica fuori il pallone che aveva riconquistato da poco. Senna Stefani, non è preciso il passaggio di Stefani. Rosca, un gemito, un po' di rabbia e di frustrazione per essere arrivato sul pallone che il compagno gli aveva comunque servito. Laterale ancora Vecchiuzzo, che apre subito la parte opposta per Bertiato si accentra, il tiro, dice di no però Bastini. Leo Senna per Stefani,
Stefani, il movimento di Rosca, il pallone troppo profondo, pollicione in alto, thumb up del numero 7 biancorosso al compagno che aveva cercato di servirlo in modo profondo, troppo però profondo, Nicolas Stefani. Callegari, Bertiato, ancora per Callegari, il tocco per Vecchiuzzo, arriva però Stefani a chiudere il triangolo della Marco Polo. Leo Senna, Bon da lungo, non c'è il tocco di mano, il braccio era troppo attaccato, quello di Callegari, giusto far continuare il gioco. Azzalin, il pallone è uscito, arriva anche il signor Balestrari a fischiare, ad indicare con il braccio sinistro alto che è rimessa laterale per la squadra di casa. Palla per Bastini, Leo Senna, l'imboccata dentro per Stefani, si allunga il pallone, lo tiene però ancora vivo. Stefani sul secondo palo, Bon si era fermato, Rosca anche, tutto bene, ma non il fatto che nessuno dei due sia andato sul pallone. Continuano i cambi, tra l'altro sulla panchina di mister Scarpa, recupera ancora Leo Senna, lo scambio con Pippo Bon va sul fondo, Pippo Bon mette in mezzo una pallone, anche qui non c'è fallo, le braccia erano attaccatissimi di De Battista che poi voleva un fallo laterale non ravvisato dal direttore di gara. Tilal Ayoub per Stefani va sul fondo, troppo sul fondo, però il pallone sfila addirittura dalla parte opposta del campo dopo essersi addormentato dietro la porta di Battistelli. Proprio il 2, anzi Baratella, perdono. Intanto è rientrato anche Pace, De Battista, la giocata che regala un nuovo laterale battuto da Tilal Ayoub verso Senna, recupera ancora però Pace, De Battista alleggerisce dietro per Baratella che avanza, intanto recupera ancora il pallone il Giorgione, Bastini il sinistro, non preciso questa volta di Bastini, mentre è entrato nuovamente anche Simone Caccaro con la maglia numero 9 del team Giorgione. Pace per De Battista a terra, allunga il pallone in fuori laterale per il Giorgione, già battuto dal capitano Tilal Ayoub. Caccaro dietro per Tilal Ayoub, manovra in campo il pallone il 10 biancorosso, non c'è il fallo, un 3 contro 2 allora per la formazione De Battista, ma c'è Bastini, c'è sempre Bastini, ancora una volta a dire no, e il Marco Polo non può permettersi di, lo rivediamo intanto nel replay, di sbagliare queste palle gol che il Giorgione con troppa superficialità a volte concede. Il Vecchiuzzo servito da Pace, ancora Pace, il tocco è di Caccaro, dunque laterale Marco Polo, già battuto da Pace per Vecchiuzzo, giro palla verso De Battista, chiama in causa anche Matteo Baratella, preparate in un colpo solo per Baratella che qui però sbaglia, Pace voleva un pallone raso terra, poi ha da ridire con i propri compagni di squadra in panca. Intanto Pace aveva recuperato il pallone, lo prolunga però in fallo laterale, 10:44, sempre avanti 3-1 il team Giorgione. Qui Leo Senna precipitoso nel cercare di prolungare il pallone lungo per Bon, pronto a tornare a rifiatare in panca, c'è ancora Roberto Rosca lì, si vuole togliere la casacchina, Leo Senna intanto recupera il pallone, lo scambio con Caccaro che va dietro da Tilal Ayoub, giro palla del team. Tilal, Leo Senna, avanti per Caccaro che lo mette giù come può, poi bravissimo Tilal Ayoub a far sbattere il pallone su Azzalin che cercava di battere il fallo laterale in velocità per eludere il direttore di gara, non c'è riuscito, il fallo laterale battuto giustamente dal team Giorgione con Caccaro che protegge il pallone, viene spedito ancora in fallo laterale dal giocatore Marco Polo, il numero 8 Pace. Giorgione dunque che può stare ancora avanti, e qui c'è il cartellino giallo anzi no, non c'è il giallo,
Ma beh, una volta c'era il giallo per la distanza non ravvisata, dopo le regole cambiano. Alla prossima sicuramente Vecchiuzzo, se combinerà ancora questa leggerezza, verrà probabilmente ammonito. C'è la deviazione, c'è corner, c'è stato un tocco avversario, protesta la panchina, non protestano però Pace e Azzalin, quindi significa che forse qualcuno l'ha toccata. E c'è corner per il Giorgione. Leo Senna, tiro centrale in due tempi, Baratella dice di no, poi lancia lungo per Pace con Leo Senna che si rifugia in fallo laterale. Rivediamo qui la parata precedente di Baratella, però gli sbatte addosso giusto alla posizione del numero 2 veneziano. Bilal Ayoub fermato con il fallo da Pace, secondo fallo commesso da Pace, punizione per il Giorgione già battuto da Leo Senna. Rosca, uno che resta lì vivo per Pace, cerca di prolungare il pallone in mezzo, viene però recuperato da Rosca. Del Piero, il tiro che sbatte su Leo Senna, il pallone che resta lì, pallone che resta ancora lì, poi arriva Bastini. La carica di Scantamburlo non fallosa, almeno a quanto abbiamo visto dal direttore di gara che ha fermato il gioco. Solitamente quando si sbatte sul portiere è sempre fallo sul portiere, almeno questo me l'hanno insegnato anche quando erano pulcini, ma fatto sta che insomma cambierebbe anche poco, 2 o 3 falli, cambierebbe poco. Bastini ovviamente l'esperienza l'aveva cercata. Intanto palla per Caccaro che la tiene giù, poi ovviamente se la allunga, lo avete visto, 9:31 ancora da giocare. Non si è ancora segnato in questo secondo tempo, vedremo se testa Nostradamus saprà rompere questo incantesimo con il Marco Polo che fa possesso della propria area difensiva. Bertiato, Baratella intanto era avanzato, Bertiato decide di dare invece Del Piero che torna a dare palla per il 9 Marco Polo. Il allunga in corner capitano Tilal Ayoub, chiama lo schema Nicolas Bertiato, un giocatore con la maglia numero 9 del di Marcon, difesa Marco Polo. Callegari, Del Piero, Scantamburlo in centro del campo, la palla è profonda, Callegari che dà in mezzo per Del Piero che si inventa una gran giocata, ma c'è una deviazione, dunque è corner, attenzione, non ho visto deviazione ma c'è il corner, si fa sentire il pubblico di casa. Intanto qui ha scipato la mia sinistra Del Piero, pallone in mezzo, Tilal Ayoub sul punto di difesa a distanza regolamentare, dice erano già passati 4 secondi. Bastini, Leo Senna, Rosca, regala il pallone a Bertiato, poi arriva in aiuto Tilal Ayoub che dà una spinta anche al compagno di squadra. Del Piero va a prendersi veloce il pallone perché ha fretta di rimetterlo in gioco, 8:51 da giocare. Quattro secondi intanto di tempo aveva a disposizione Igor Del Piero, dunque ora toccherà a Bastini ripartire con il pallone della propria area. Anche per lui 4 secondi, rilancio lungo di Bastini per Naum Mufadal che lo mette giù nel migliore dei modi, poi lo allunga fuori. Baratella subito a far giocare il pallone per Del Piero che vuole andare via Stefani viene fermato, Tilal Ayoub lo recupera ancora, Stefani giocato di fino del Giorgione con Leo Senna, impartisce palla per Tilal Ayoub, giocata anche di Bastini. Tilal Ayoub va via in velocità, Tilal, il capitano fermato dal collega di fascia Callegari, si era bevuto mezzo campo come allo spritz post partita. Tilal Ayoub, il capitano dietro per Stefani che gira un destro che sbatte addosso a Bertiato, al piede di Bertiato, fra laterale per la squadra di mister Alemao. 8:20, guardano anche il cronometro i giocatori biancorossi, manca tantissimo.
conta il direttore di gara, palla in mezzo, ribattuta ancora da Callegari, ancora un fallo laterale, arretra un po' il Giorgione, De Chiara, Stefani, Tilal Ayub, dietro per Bastini, Bertiato, a livello di statura non ha i centimetri di alcuni compagni di squadra, ma ha staccato molto bene, quantomeno ha messo il pallone di testa in fallo laterale, già battuto da Tilal Ayub. Stefani, De Chiara, prolunga per Stefani che tiene vivo il pallone, poi Baratella lo chiama a sé, fa ripartire il gioco proprio per Bertiato sulla corsia di destra. Bertiato lascia lì sul posto Tilal Ayub, fermato, c'è però il fallo, Tilal Ayub si prende il cartellino giallo. C'era una spinta con Bertiato che stava viaggiando veloce verso la porta avversaria. Cartellino giallo dunque anche per il capitano del team Giorgione, ha un po' perso il conto dei cartellini. È rientrato Nicolò Estrazzi, con la maglia numero 15, ancora per questa punizione. Di Nicolò, vedremo se andrà a calciare direttamente in porta, traversa piena e qui anche sfortuna per il Marco Polo che ci prova ancora, doppio palo per la squadra, doppio legno colpito dalla squadra di mister Andrea Scarpa con Baratella, bene per Bertiato, poi il recupero di Nicolas Stefani che dà una mano al suo compagno di squadra, all'avversario, di rialzarsi. Che recupero pazzesco di Nicola Stefani, ma avete visto che prima la traversa piena di Nicolò Estratti, il tiro che sbatte lì, poi il tocco per il pallone che carambola addosso del Piero. E Nicolò Estratti che viene ammonito probabilmente per qualche parola di troppo al direttore di gara. Un cartellino giallo anche per il numero 15 Nicolò Estratti e dopo il fischio si potrà ripartire. 7:28 sul cronometro del Bel Botte Arena. Bastini lungo per De Chiara, troppo alto però il pallone per il folletto numero 6 biancorosso. Pronto anche De Generi, si sta sgolando mister Alemao, sta prendendo la voce ma gli va anche bene quest'oggi. Il pallone vince un contrasto del Piero, poi viene fermato da Naim Mufadal, il pallone per De Chiara, Naim Mufadal, sono 4 per il team Giorgione, sono 4 per il team Giorgione, 4-1, 7:08 dalla fine. Viene espulso intanto un componente dello staff tecnico di mister Scarpa. 4-1 con Naim Mufadal. Avete visto il recupero di Naim Mufadal con mister Scarpa in questo caos generale del Botte Arena che ha chiamato il time out. Probabilmente sì, lo vedo là De Battista pronto con la maglia numero 10 bianca ad entrare in campo come portiere di movimento. 4-1 team Giorgione, aspettavamo il gol in questa ripresa, 7 minuti e 8 secondi ancora da giocare. Mister Scarpa che deve assolutamente provare la carta del portiere di movimento, non ha più tempo a cui attendere. Ci sono state le proteste della panchina della formazione veneziana. De Chiara ha atteso fino all'ultimo, poi è servito un pallone a Naim Mufadal dove comunque Baratella c'era arrivato. Matteo Baratella, nonostante i 4 gol subiti, si dispera, non lo vedete, io lo vedo, autore di una gran partita.
De Battista, Bellomo, Del Piero, Vecchiuzzo e Bertiato. I 5 che cercheranno di spingere sull'acceleratore della macchina di mister Andrea Scarpa. Vedremo come andrà a giocare De Battista, andando subito a fondo campo, la porta è sguarnita, fa gola la squadra di mister Alemao, vedere la porta vuota, manca ancora tanto, bisogna però recuperare il pallone. Sulla pressione De Battista scarica sul fondo, il pallone in mezzo ancora per Bertiato che viene fermato, e ancora Marco Polo in possesso palla. Del Piero per De Battista che va subito a cambiare lato verso Bellomo che torna ad accentrare il pallone per ripresa di movimento. Vecchiuzzo, De Battista ancora per Vecchiuzzo, si fa vedere Bertiato, Vecchiuzzo proprio scarica a sinistra per Bertiato che torna dal numero 14 Marco Polo che va ancora a dar palla al suo compagno con la maglia numero 9 Bellomo. Bertiato per De Battista, cercare di aprire le linee difensive. Del Piero, il pallone in mezzo, Bastini recupera palla, il contropiede di Giorgione, palla per De Generi, si allunga il pallone, lo recupera Del Piero, non può tornare in avanti la formazione di mister Andrea Scarpa con De Battista che torna ad occupare la metacampo avversaria con la maglia bianca numero 10 del portiere di movimento. Vecchiuzzo, Bertiato, 5,50 da giocare, 350 secondi, proprio De Battista riceve palla, lo scarica in fondo per Del Piero. De Battista, Vecchiuzzo, De Battista, Bellomo rischia con il pallone, lo serve comunque dietro per il suo compagno di squadra. Del Piero, giro palla Marco Polo, Bertiato, il pallone gli resta lì, Bastini esce fuori, Leo Senna, il pallone che resta ancora lì, poi viene fermato dalla difesa del Giorgione. Del Piero per Bellomo, l'imbucata per Bertiato, Bertiato va via sul fondo, il pallone che resta lì, ancora Bastini, clamoroso Bastini. Del Piero sul fondo, Bastini ancora. Abbiamo il replay di prima, bravissimo Andrea. Qui Bon aveva aperto le mani come dire abbracciamoci tutti fratelli. Qui hanno ragione a protestare, aveva aperto il braccio in modo davvero non regolamentare e qui le proteste ci stanno. Qui c'è un rigore mancato per il Marco Polo, direi sacrosanto. Marco Polo ancora in possesso, manca sempre meno però 5 poco più. Del Piero per De Battista, Del Piero, Vecchiuzzo, Bertiato, è solo Bertiato, ma Bastini esce e dice di no. Bertiato subito, ancora per Vecchiuzzo, Del Piero, Vecchiuzzo, alla prossima time out di mister Alemao, che ha mandato in velocità Lorenzo Spicci a portare il cartellino al cronometrista. Ancora palla, attenzione per Vecchiuzzo, Vecchiuzzo per Bertiato, Stefani, fermato da Vecchiuzzo nel momento di cercare di calciare il pallone. 4,38, arriva il time out. Mi fai rivedere un attimo il replay perché mi sembrava insomma averlo rivisto, l'ultimo quello lì del presunto rigore che secondo me c'era, però io ho la fortuna di avere anche gli occhiali, vediamo se è questo. No, questa è una parata di Bastini, andiamo avanti, grazie a Andrea Giambattista, eccola qua, l'evoluzione, sì, aveva aperto il braccio sinistro e direi che qua il rigore c'era, grazie ad Andrea Giambattista. Sicuramente non saranno contenti a casa i tifosi del Marco Polo che ci stanno seguendo. Intanto rientra Baratella tra i pali. Due falli per parte, 4,28, Giorgione avanti 4-1. Ricordiamo la gara di andata giocata venerdì scorso in casa del Futsal Marco Polo, è terminata 5-5. Leo Senna per Stefani, fa sfilare per tirare Jung. Leo Senna, alza la pressione, la formazione di mister Scarpa, Bastini, Stefani, Leo Senna,
invito per Tilal Ayub, esce Baratella che spara lontano, trova Bertiato fermato da Leo Senna che si prende il cartellino giallo, non poteva fare altro Leo Senna che commettere il fallo, indica con l'indice è il primo che faccio, ma questo è un fallo. Adesso invece può entrare lo scoppettone richiesto nel primo tempo, dopo aver sudato tanto i giocatori a terra. Leo Senna e Bertiato hanno lasciato una strisciata, tanto Bertiato a terra cerca di rifiatare. Il direttore di gara, Simone Matucci, attenzione Bertiato, fa anche molto caldo, vengono alzate le gambe del numero 9 del Marco Polo, ha speso moltissimo. Altro folletto, da una parte abbiamo Tilal Ayub, qui abbiamo Nicolas Bertiato, c'è un assistente di mister Scarpa che scuote la testa, come dire non ce la fa. Speriamo sia solo un colpo di caldo per Bertiato che piano piano in panchina. Ospici, un grande fair play, va a portargli un gel, ringraziano quelli della panchina del futsal Marco Polo. Intanto è rientrato Estratti. Nella mente, negli occhi di Bastini c'è ancora la traversa clamorosa colpita nella punizione precedente. Questa è la terza punizione di questa ripresa per il Marco Polo. 3 falli, Giorgione, 2 Marco Polo. Silenzio assordante alla Belbotea Arena. Qualche fischio per incutere timore a Estratti che prende la rincorsa. Il tiro, penso, contro Naim Mufadal che non ha sentito nulla. Ha una terza gamba di ferro Naim Mufadal. Beato lui, beato lui. De Battista, Callegari. 4 minuti, Callegari. Del Piero. Fermato da Stefani, Del Piero, la giocata per Ross e per Bonni, il pallone poi che caramba addosso a Callegari che finisce addirittura a toccare la parte alta della Belbotea Arena. Rimessa per il team Giorgione con Leo Senna che scarica per Bon che torna a dare palla a Leo Senna. Tilal Ayub ha giocato a deludere l'intervento di Callegari, poi dietro addirittura per Leo Senna costretto a macinare metri. Scarica un sinistro lontano dove arriva Pippo Bon che si prende un fallo laterale, l'ultimo a toccare è stato Vecchiuzzo. Vuole possesso mister Alemao quando mancano 3 minuti e 38. Bon dietro da Bastini con il sinistro apre per Tilal Ayub cerca la profondità per Bon ma fa buona guardia Vecchiuzzo e allora la possibilità, la minima informazione di mister Scarpa di rimettere dentro De Battista come portiere di movimento con la maglia numero 10, il giocatore, l'esperto giocatore del futsal Marco Polo. Proprio lui riceve da Vecchiuzzo, De Battista, Del Piero, De Battista, Vecchiuzzo, De Battista, fa circolare bene la palla. La formazione di mister Scarpa ma non trova la profondità giusta per impensierire Bastini in questo momento. Vediamo sulla frangetta di sinistra con Callegari che prova a calciare, la palla che resta lì, viene recuperata da Stefani esce su Del Piero con foga, troppa foga, arriva allora il quarto fallo, rientra dentro Nicolò Estratti, anzi no, restano in campo con il punto di movimento, ovviamente hanno una punizione a favore, giocheranno uno schema. Mi sembra di aver visto schema tipo blocco di Nicolò Estratti, far segno ai propri compagni di squadra. Andiamo a vedere allora, sui punti di battuta ci sono Callegari e De Battista, eccolo lì infatti, anche Callegari fa segno a Vecchiuzzo di provare lo schema blocco. Andiamo a vedere allora se il Marco Polo saprà riaprire, portarsi quantomeno sul -2. Il fischio è arrivato, Callegari, il tiro, Bastini è clamoroso. Callegari intanto ha patito nel calciare, palla in mezzo, Stefani sbroglia il pericolo, Bastini clamoroso. Intanto
mister Alemao e Lorenzo Spicci aizzano la folla griffata a Team Giorgione perché possono spingere i propri beniamini al terzo turno playoff con il Marco Polo che non si arrenderà fino all'ultimo secondo. Vecchiuzzo per Bellomo, Bellomo in mezzo, ancora Bastini, Bellomo per Del Piero, palla alta di Del Piero, Bastini la porta è vuota, Bastini lungo per Leo Senna che addolcisce la sfera per De Battista alla sua prima, chiamiamola parata, se così possiamo chiamarla. Del Piero non poteva servire De Battista, allora vuole chiudere il Giorgione, tirare Ayub, fermato al recupero di Scantamburlo, va via Scantamburlo che però viene fermato da Tilal Ayub. C'è il fallo di Bellomo e poi c'è Scantamburlo che entra con una brutta scivolata su Leo Senna, si arrabbia Leo Senna, c'era già stato il fallo precedente. Calegari dice cosa fai, però Scantamburlo era entrato in modo inopportuno su Leo Senna quando era già stato commesso il fallo da Bellomo che tra l'altro è stato anche ammonito. Leo Senna un po' si è arrabbiato per il brutto intervento del giocatore avversario. Terzo fallo, 2-11, Tilal Ayub, dietro per Bastini. Bastini non riesce a dare palla ad un compagno di squadra, voleva un pallone lungo, mister Alemao si arrabbia con il suo portierone, torna il possesso di Marco Polo. 120 secondi, De Battista, Del Piero, De Battista ancora, Del Piero, De Battista, Del Piero, lo spazio per calciare, il pallone in mezzo, Leo Senna, palla fuori di poco, non è arrivata la cinquina del Giorgione, ancora Leo Senna. Non recuperano il pallone, vanno a terra in 3 o 4, poi Vecchiuzzo non è preciso per Scantamburlo, rientra Baratella al posto per De Battista. Adesso è una sagra a chi fa gridare di più i propri tifosi. Cezziamo anche in piedi, ho il culo che è praticamente appiccicato alla sedia. Possiamo dare fiato allora al lato B anche di Nostradamus Test. 1:33 da giocare. Rientra De Battista, ancora Marco Polo, 90 secondi ancora per crederci, per cercare di riaprirla. Del Piero, Vecchiuzzo, De Battista, Vecchiuzzo non arriva ad intervenire sul pallone, Tilal Ayub, palla poi scaricata lunga. Bastini per Leo Senna che scarica lungo verso capitano Tilal Ayub che arriva in spaccata a toccare il pallone, esce però a fondo campo mentre era rientrato Baratella che rilancia lungo per Eric Rittis. Bellomo, Vecchiuzzo ancora per Bellomo, il secondo palo, Vecchiuzzo, Stefani ci mette il corpo, Scantamburlo sul fondo e poi c'è Bon che dice di no. Ultimo minuto con il team Giorgione che prepara l'aereo per la Sardegna, ma non sarà una vacanza, sarà il terzo turno playoff. Senna intanto riceve il pallone, terzo turno in playoff contro la vincente della sfida tutta strada tra Ussane ed Elmas. Andrea prepara il costumino per Izzomato, andiamo in Sardegna, anzi no, saremo qui per 2 settimane a fare la gara di ritorno. Intanto problemino per Pippo Bon, c'è il fallo di Bellomo, quarto fallo, 36 secondi e allora possiamo dire che il 16 saremo qui contro la vincente di Ussana Elmas. Noi speravamo di esserci e ci saremo. Andrea Di Giambattista, Andrea che domani farà il suo esordio anche nel calcio per la finale provinciale allievi vicentina, ovviamente tra Alte Ceccato e Due Monti. 30 secondi, meno di mezzo minuto di giro di cronometro.
ultime speranze, ormai possiamo già mettere i titoli di coda, la parola The End al film di questa finale di ritorno, con un gran Giorgione che sta per mettere in tasca il pass per il terzo turno playoff. C'è anche qua Filippo Bertolo, felice ad assistere, si ferma la partita, il Giorgione mette ancora una volta il suo nome per il terzo turno dei playoff, cioè lo mette per la prima volta, ma lo mette in questa stagione, grande vittoria, la sirena che tromba di felicità, il Giorgione conferma di essere la seconda forza del girone B. Ovviamente grandi applausi al Vissuolo che ha vinto il campionato, di Mister Baglianti che era qui con noi, grandi applausi vanno alla matricola, che poi di matricola solo il nome, Futsal Marco Polo di Mister Andrea Scarpa, una grandissima stagione quella dei veneziani che siamo sicuri torneranno il prossimo anno più vivi che mai, perché portano sul petto il simbolo del leone veneto. E dunque grandi applausi, eccole qua le squadre schierate in campo, applausi per i ragazzi del Futsal Marco Polo e ovviamente per il team Giorgione che vola al terzo turno. Salutiamo intanto Antonio Zecchinello, che fa parte dei Zecchinello, quelli che capiscono di calcio a 5. Stefano Testoni vi ringrazia, vi dà appuntamento allora tra 2 settimane per la gara di ritorno, scopriremo più tardi se sarà Ussana o Elmas. Grazie a Andrade Giambattista, ci vediamo tra 2 settimane, complimenti a Marco Polo, buon futuro, buon campionato per il prossimo anno e ovviamente spettacolo, Team Giorgione!